Perché nel momento in cui oggi si parla che in Italia abbiamo una funzione in Europa, non in Italia, dobbiamo guardare a livello europeo, in Europa l'Italia ha la funzione fiscale più alta dai paesi europei, è il 13° stato a livello mondiale, ma la più alta funzione fiscale a livello europeo, la Sicilia da 65 anni avrebbe potuto dare vita a quel calcolo economico con una tassazione differenziata. Se c'è una questione fiscale del 40, del 30, del 35%, la Sicilia dal 46 a oggi avrebbe potuto benissimo stabilire una tassazione differenziata del 10% e l'Europa non avrebbe potuto chiedere che oggi diamo un'estremamente per lo Stato europeo perché l'articolo 36 lo consente. E allora le nostre imprese che sono caratterizzate dal titolo del marchio perché cosa dal titolo del visto per quello si vedrà, è come le nostre si vedrà, ma senza visto è. E allora dalle linee di comunicazione che danno il prodotto finito nelle aziende siciliane non è competitivo, perché i costi di trasporti sono questi settori. Allora perché alle aziende siciliane, agli imprenditori siciliani è stato chiesto di pagare una parte rispetto agli altri siciliani del territorio nazionale quando lo statuto siciliano dell'articolo 36 del testo costituzionale del suo complesso normativo lo prevede. E questo non è quello della chiesa, ma anche per quanto riguarda i lavoratori, una busta paga con tutti i patenti che pagano. E per quanto riguarda l'IVA, si poteva anche discutere dell'esistenza o meno di un tipo di tasso del genere, perché la potenzialità tributaria autonoma consente di avere un potere decisionale completamente differente rispetto a quelle che sono le indicazioni del governo nazionale. E invece tutto questo non è stato fatto. Ma vogliamo parlare anche di un altro aspetto che è scandaloso della politica siciliana, e qua mi riferisco al petrolio. Il petrolio è lo scandalo degli scandali. Sapete la fortuna scolastica come è nata? La fortuna scolastica è nata che quando una casa comunale è nata a tavola di scopi nazionali che possono andare bene nel petrolio, avrebbe pensato attraverso le posizioni assolute dalla nostra della regione siciliana, di usare la criminale come usato ancora la Sicilia e la nata la fortuna i fisici come il capo di famiglia se qualcuno è felice, ma poi c'è la storia scolastica, mi dispiace, però la storia scolastica è questa. Ma le multinazionali che Mattei voleva combattere, e poi è stato ucciso anche per questo, erano una scella, erano tutte quelle che noi conosciamo. E perché dico questo? Perché il petrolio non deve essere di proprietà delle multinazionali che danno alla regione siciliana l'elemosina come royalty. Sono elemosina. Ed elemosina deve essere anche la fiscalizzazione del prezzo della benzina. Io la siciliana la rifiuterei. Io chiederei di più. Io chiederei la proprietà del petrolio siciliano per il popolo siciliano. La proprietà, perché l'articolo 33 dello Statuto siciliano lo consente alla regione siciliana, al governo regionale di fare sul tavolo e di indicare la proprietà, perché la defiscalizzazione è un'elemosina, non la vogliamo. Questo dobbiamo dire. Dobbiamo avere lo stesso orgoglio che hanno avuto gli americani, che pure erano inglesi, e che 2 secoli fa, sulla questione del se hanno conosciuto i punti sul tavolo, quindi su una questione economica, e hanno iniziato una loro bene, hanno fatto una loro bene di indipendenza vincente. Dobbiamo fare passato tanti la lotta per il Stato, che era un bene prezioso per il popolo indiano, e lui fece la marcia per il Stato e dichiarò guerra all'impero britannico che allora era
in assoluto lo Stato più potente del mondo.